Grazie Signore. Con l'aiuto del Signore questa mattina leggeremo due passaggi nel libro di Isaia. Isaia capitolo 8 dal verso 23 e proseguiremo nel capitolo 9 e poi leggeremo qualche verso nel capitolo 22. Isaia capitolo 8 e capitolo 22. Parleremo di colui su cui si poggiano le promesse di Dio. Leggo da Isaia, capitolo 8, verso 23. Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra, che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicino al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue, saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco, poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Passiamo adesso al capitolo 22. Leggo dal verso 20. Isaia 22, verso 20. In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chilchia. Lo vestirò della tua tunica, gli allaccerò la tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per la casa di Giuda. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Lo pianterò come un chiodo in un luogo solido. Egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre. A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i suoi rampolli nobili e ignobili, tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie. Fino a qui. Preghiamo il Signore. Signore, aiutaci a vedere in Cristo il fondamento della nostra pace. Signore, facci contemplare il tuo figliuolo, perché possiamo comprendere da dove ci verrà l'aiuto, da dove si adempiranno le promesse, Signore. Permettici per mezzo dello Spirito Santo questa mattina, Signore, di mettere da parte ogni ansietà, ogni preoccupazione, Signore, di mettere da parte il nostro stesso io, Signore, e contemplare la gloria del tuo figliuolo, Signore, su cui poggiano tutte le promesse. Signore, parla al nostro cuore, salva attraverso l'annuncio di Gesù. Signore, infiamma i nostri cuori perché possiamo desiderare di predicare l'Evangelo, di essere ripieni di Spirito Santo per l'annuncio di Gesù, Signore. Aiuta me, Signore, a condividere la tua parola. Purifica le mie labbra, oh Dio. Riempimi di Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Potete sedervi. Sono due passi profetici, entrambi,
che, poggiandosi su fatti storici, qualcuno un po' più grande per la storia di Israele, il dominio degli oppressori nelle terre di Zabulo e di Neftali, qualcuno un po' più piccolo, ed è il cattivo comportamento di Sebna, il funzionario che aveva le chiavi per aprire il Tempio e le stanze del Tempio. Prendendo spunto da questi due fatti della storia di Israele, il Signore, facendo sapere al suo popolo quello che avrebbe fatto storicamente in quel tempo, poi allunga il suo dire e manda una parola profetica che parla di Gesù, che parla della venuta di Gesù e dell'influenza che Gesù avrebbe avuto sulla storia e soprattutto sul suo popolo. Ma l'introduzione che fa il Signore è una introduzione di promesse. Dio promette luce al posto delle tenebre. Le tenebre non dureranno sempre. Fratello, sorella, amico che sei qui per le prime volte, le tenebre non dureranno sempre. È una promessa del Signore. È una promessa, attenzione, con condizione. Adesso lo vedremo. Poi dice il Signore: io sostituirò i tempi di angoscia con la gloria. Stava parlando a un popolo oppresso, un popolo che ormai si era così scoraggiato che non era propenso a ricordare la gloria di Salomone, la gloria di Davide, la gloria che Israele aveva vissuto per l'aiuto di Dio, ed era in angoscia, era oppresso, non aveva più speranza. Dio promette: il tempo dell'angoscia finirà e sarà sostituito da un tempo di gloria. Poi va avanti il Signore e dice: io spezzerò il giogo che grava sul collo dei miei figliuoli e darò al posto di questo giogo pesante gioia ed esultanza. È ancora una promessa che possiamo fare per noi, perché il Signore ci concede di farla nostra, perché ha parlato non solo di quel tempo, ma ha parlato della venuta di Gesù, che è per noi. E quindi noi possiamo dire che Dio ha promesso anche a noi che se siamo oppressi, che se c'è un giogo che ci schiaccia, Egli lo spezzerà e ci darà gioia ed esultanza. Queste sono le promesse che il Signore fa. Tutte le situazioni di tristezza, di morte, di sofferenza, noi in Dio possiamo sperare che abbiano la parola fine, perché Dio ha fatto questa promessa. Ma la condizione di cui parlavo prima è che queste promesse si realizzano soltanto in una persona, soltanto in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore. Non c'è altro modo per realizzare queste promesse, che sono grandi per noi, sono al di sopra della nostra portata, sono fuori dal nostro controllo. Se c'è guerra nella nostra vita, non siamo noi capaci di portare la pace. Se ci sono le tenebre intorno a noi non abbiamo una luce da poter far splendere intorno a noi. Se c'è angoscia, se c'è oppressione e noi ci sentiamo stanchi e abbattuti, non abbiamo la forza di spezzare quel giogo. Sono promesse più grandi di noi, ma queste promesse si possono adempiere nella persona di Gesù. E il Signore ha promesso tutte queste cose perché ha promesso Gesù, ha promesso la venuta del Salvatore, è Lui il centro di tutto, è Lui la nostra speranza. Se noi abbiamo Gesù, noi avremo l'adempimento di quelle promesse. Se noi non abbiamo Gesù, noi non avremo l'adempimento di quelle promesse. È in Gesù il compimento di ogni cosa. E noi vogliamo ringraziare Dio perché ce l'ha dato, perché un Salvatore è venuto. Ed è un Salvatore meraviglioso, un Salvatore che è venuto in sordina, in un certo senso. Un bambino ci è dato.
Eppure il Signore disse su quel bambino, sulle sue spalle, riposerà il dominio, il regno di Davide. È Gesù l'adempimento di tutte le promesse. Se tu vuoi luce nella tua vita, se vuoi che l'angoscia sia spazzata via, se vuoi che il peso che ti schiaccia sia spezzato, e voi notate che quando si spezza un peso subito va via, non è graduale, è spezzato, è rimosso, è cancellato. Se vuoi che quel peso sia rimosso all'istante, è di Gesù che hai bisogno, è di Gesù che hai bisogno, e noi vogliamo cercare questo Gesù meraviglioso. Primo, perché solo Gesù può reggere il regno. Quando Israele arrivò al tempo della liberazione in Egitto, Dio suscitò Mosè. E dagli ebrei tuttora Mosè è il principale dei profeti, Mosè è il legislatore, colui che ha dato la legge. Mosè è stato profeta, è stato legislatore, è stato la guida di Israele, ha dato un'identità al popolo di Israele attraverso la legge. Ma Mosè continuamente ricordava che Dio era la guida del suo popolo. Mosè annunciò profeticamente: verrà un giorno un profeta come me, a lui darete ascolto. Stava parlando di Gesù. C'è un'enorme differenza, dice l'Epistola agli Ebrei, tra Mosè e Gesù. E la differenza è che su Gesù, sulle spalle di Gesù, riposa il regno. Gesù regge il regno. Gesù governa stabilmente. Se noi vogliamo che la nostra vita sia stabile, se noi vogliamo che si adempia il verso del Salmo 40, tu mi hai tolto dal pantano fangoso e hai fatto poggiare i miei piedi sulla roccia, quella roccia è Gesù. Se noi vogliamo che il regno della nostra vita, cioè il comando, il governo, le decisioni che poi portano buone conseguenze nella nostra vita, siano stabili, è Gesù che deve reggere il regno. È a Lui che dobbiamo affidare le chiavi. Sebna fu condannato da Dio perché usò quelle chiavi per i suoi comodi, apriva le stanze per mettere i suoi tesori, le teneva chiuse o aperte a sua discrezione. Ma quando il Signore tolse le chiavi a quell'uomo e le diede a un altro uomo che rappresentava Gesù, il Signore disse: io darò le chiavi a uno che avrà autorità. Se sei tribolato perché devi prendere delle decisioni e hai paura perché non conosci il futuro, che quelle decisioni porteranno degli imprevisti che ti spaventano, tutto quello che devi fare insieme a me è lasciare le chiavi, consegnare il regno al Figlio di Dio, a Gesù, perché su di Lui, sulle sue spalle, riposa il dominio. Solo in Gesù si possono adempiere le promesse, perché su di Lui riposa tutta la responsabilità. In Gesù si adempiono le promesse ed è la sua responsabilità adempierle. E Lui la responsabilità se l'è presa. Lui è salito sulla croce. Lui non ha cambiato idea. Lui non è tornato indietro. Lui non si è stancato di noi, ma è andato fino in fondo ed è salito sul duro legno della croce per salvarci. Gesù la responsabilità se l'è presa, è sulle sue spalle ed è stabile. Ecco perché noi possiamo sperare che tutto quello che Dio Padre ha promesso in Gesù si adempirà, perché Gesù
ha la responsabilità. Ed è Lui che se l'è presa, è Lui che è venuto, è Lui che si è esposto, è Lui che si è fatto uomo, è Lui che ha fatto il primo passo. Il Signore adempirà le sue promesse, il Signore la sua responsabilità la prenderà tutta e la porterà fino in fondo. Gesù riesce dove noi falliamo. Dicevo prima di questo personaggio, Sebna, che aveva fallito nel suo incarico. A Dio affiderà le chiavi a un altro, Gesù, che non avrebbe fallito. E il Signore lo annuncia anche in Isaia 9. Su di lui riposerà il trono di Davide, il regno di Davide, senza fine, cioè lui non fallirà, lui non verrà meno. Lui non verrà meno in quello che gli è stato assegnato ed egli porterà la pace, egli darà i consigli perfetti, egli compirà opere potenti, perché egli non fallirà. Tante volte noi ci siamo trovati fallimentari nelle nostre vite. Tante volte pensiamo di fare qualcosa e poi ci scopriamo incapaci di farle e deludiamo prima che Dio noi stessi. Ma il Signore ci ha dato uno che non fallirà, ci ha dato Gesù. E se noi vogliamo che la nostra speranza eterna non frani tragicamente sotto i nostri propositi che partono meravigliosamente e finiscono tristemente, quello che noi dobbiamo fare è affidare ogni proposito, ogni progetto a Gesù, perché nelle sue mani non fallirà. Gesù è l'unico che può dare stabilità e sicurezza. Il Signore usò una figura parlando del suo figliuolo. Disse, egli sarà, lo leggo, egli sarà come un chiodo piantato in un luogo solido. Alleluia. Quando il Signore ha mandato il Salvatore, è come se avesse piantato un chiodo profondo in un luogo solido, in modo che tu puoi, se hai una barca, legare la fune della tua barca a quel chiodo e quel chiodo non salterà via, in modo che se tu sei travolto dal vento puoi aggrapparti a quel chiodo e saprai che quel chiodo ti reggerà. Egli è l'unico che può dare stabilità, perché le nostre menti sono volubili, le nostre intenzioni cambiano, siamo influenzabili per 1000 ragioni, attraverso 1000 circostanze, le nostre idee, la nostra visione delle cose cambia. L'unico stabile è Gesù. Tanto è vero che lo scrittore agli Ebrei stabilisce una frase meravigliosa che dice che Gesù è Dio. E lo dice chiaramente a quelli che non credono nella divinità del Figlio. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E se Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, allora è Dio, perché l'eternità appartiene solo a Dio. Ma quello che dice lo scrittore agli Ebrei è questo: se la nostra vita ha bisogno di stabilità, è solo in Cristo che la può trovare. Che Lui è quel chiodo piantato in un luogo solido. E credo che non sia azzardato che la nostra mente, mentre leggiamo questo verso, ricordi i chiodi che furono piantati ai polsi e ai piedi del nostro Signore. Ma se facciamo questo collegamento, allora dobbiamo ricordare anche che l'Apostolo Paolo dice che su quel legno della croce è stato inchiodato il documento a noi ostile, il documento che ci condannava. Allora questo chiodo stabile
Non vede più Gesù fermo lì, immolato come un criminale che moriva sotto l'egemonia di persone malvagie che volevano interrompere la sua vita, ma piuttosto quel chiodo stabile ci ricorda che sono stati inchiodati i nostri peccati, che siamo stati giustificati, che siamo stati perdonati, perché colui che porta stabilità nella nostra vita ha vinto e adempie ogni promessa per noi. In Gesù si trova l'adempimento di ogni promessa che il Padre fa. Allora vogliamo considerare chi ha le chiavi, a chi Dio ha dato le chiavi e a chi noi dobbiamo dare le chiavi della nostra vita. Soltanto a Gesù, soltanto a colui che dice il Signore in Isaia, e poi vi ricordate, viene citato anche nelle lettere dell'Apocalisse, colui che aprirà e nessuno chiuderà. Solo Gesù può aprire in modo che nessuno chiuda. Ogni tanto noi riusciamo ad aprire una porta, ma poi dobbiamo fare salti mortali perché vorremmo entrare dentro quella stanza per realizzare i nostri progetti, ma abbiamo il sospetto che la porta si possa chiudere. Allora rimaniamo un po' con una mano a tenere la porta aperta e con l'altra proviamo ad afferrare quello che c'è in quella stanza e non ci riusciamo, perché noi non possiamo aprire una porta e garantire che nessuno la chiuderà. Ma Gesù sì, Gesù sì. Quando Egli apre, nessuno può chiudere. Quando il Signore apre la porta alla predicazione dell'Evangelo, nessuno la può chiudere. Si possono scatenare le schiere dei demoni di tutto l'inferno, ma non possono impedire che la predicazione del Vangelo raggiunga i luoghi che Dio ha stabilito. La predicazione del Vangelo arriva al cuore, e se un cuore sta cercando il Signore, perché Dio l'ha promesso, quelli che mi cercheranno con tutto il cuore mi troveranno. Se un cuore sta cercando il messaggio del Vangelo, se un cuore vuole realizzare la verità, Gesù ha le chiavi che aprono la porta e nessuno potrà chiuderla. Cari genitori, che state pregando per i vostri figli insieme a me, quando Gesù aprirà la porta della predicazione del Vangelo, il Vangelo arriverà al cuore, e anche nella persecuzione, e anche nella difficoltà. Gloria a Dio. Quando la porta del Vangelo è aperta, la parola della grazia raggiunge i cuori. Ecco perché voi conoscete l'associazione Porte Aperte, che è un'associazione che incoraggia le chiese nelle terre perseguitate. Ecco perché si sono dati quel nome. Perché se apparentemente la persecuzione vuole sopraffare la Chiesa del Signore, le porte che Gesù apre, nessun uomo, nessuna autorità, neanche il diavolo in persona possono chiuderle, perché Egli ha l'autorità. Quando il Signore apre le opportunità alla Chiesa, nessuno può chiuderle, nessuno. Paolo lo testimoniò, voglio rimanere ancora qui, ancora un po', perché ci sono delle opposizioni, ci sono degli avversari, ci sono delle difficoltà, ma una larga porta ci è stata aperta. Paolo sapeva che se la porta la apre il Signore, nessuno la può chiudere. Noi vogliamo riposare su Gesù, vogliamo che la nostra vita riposi sulle spalle di Gesù. Gesù è anche colui che chiude la porta, e quando la chiude il Signore, nessuno la può aprire. Quando la vogliamo aprire noi, portiamo soltanto del danno, mentre c'è uno che ci ama così tanto, che ha mandato il suo figliolo a morire per noi, per darci la vita eterna. Quando vogliamo forzare la porta, poi ci bruciamo. Quando Gesù chiude le porte, nessuno le può chiudere. Gesù chiude la bocca agli ostinati e agli increduli. Vi ricordate Zaccaria, il padre di Giovanni Battista?
Ma come possono avvenire queste cose? Io sono anziano, mia moglie è anziana. E l'angelo gli disse: poiché dici così, fino al giorno della nascita di tuo figlio, tu non parlerai più, perché non c'è niente di troppo difficile per il Signore. E ci incoraggia questo, perché anche davanti all'incredulità nessuno può ostacolare l'opera del Signore. Egli ammutolisce chi è ostinato, chi si ribella, chi è incredulo, perché l'opera di Dio andrà avanti. Egli chiude la porta però anche ai negligenti, agli orgogliosi. Vi ricordate le 5 vedove disavvedute? Quando arrivarono con l'olio finalmente, era troppo tardi. E quando arrivarono alla casa dello sposo, trovarono la porta chiusa. L'aveva chiusa lo sposo. E quando il Signore chiude, nessuno può aprire. Quando ci sono occasioni di pericolo per noi, ma il Signore ci ha chiamati a servirlo. Fratelli, il Signore ci protegge da ogni pericolo. Il Signore si prende cura di noi mentre noi lo serviamo, e anche ogni occasione di pericolo. Vi ricordate il nipote di Paolo? Udì casualmente delle persone che parlavano del complotto contro lo zio e andò ad avvisare poi chi era in autorità. Dio chiude strade che noi pensiamo essere nella sua volontà, ma non lo sono, quando noi ci arrendiamo a Lui, quando noi andiamo a Lui con tutto il nostro cuore, come fece Paolo quando si trovava in Asia, ma gridava al Signore: Signore, cosa vuoi dalla mia vita? Cosa vuoi che io faccia? Dove vuoi che io vada? E il Signore glielo disse, perché Gesù ha l'autorità. Vedete, questi sono esempi che ci ricordano che le promesse del Signore si possono adempiere solo in Gesù. E noi, se vogliamo vedere l'angoscia andare via, se vogliamo vedere la luce splendere nelle tenebre di una vita tribolata, non dobbiamo cercare la luce, non dobbiamo cercare la gioia, dobbiamo cercare Gesù, dobbiamo andare a Gesù, perché è Lui che ha le chiavi, è Lui che ha l'autorità, ed Egli ci darà il consiglio ammirabile, Egli sarà il principe della pace. Egli compirà miracoli come un Dio potente. Egli si prenderà cura di noi come un Padre eterno e lo farà per sempre. Quindi questa mattina c'è un solo invito per noi, credenti e non ancora credenti, giovani, adolescenti e diversamente giovani e diversamente adolescenti. Gesù è colui che ci è stato dato per la nostra pace, per l'adempimento delle nostre promesse. Ogni nostra preghiera trova risposta nel nome di Gesù. Vi chiedo di alzarvi in piedi.